Sul sintetico di Via Sogare a GSM Verona e Tavagnacco si affrontano nel big match dell'ultima giornata di andata di Serie A. La corazzata friulana arriva in riva all'Adige con il chiaro intento di portare a casa l'intera posta in palio e tentare la scalata alla vetta. Squadra al gran completo e buon pubblico per una classica del calcio femminile italiano. Verona parte bene, ma il Tavagnacco a passare alla prima opportunità. Oxtrom manda in angolo una conclusione da fuori di Tuttino. Sulla conseguente battuta dalla bandierina, Camporese stacca di testa sul primo palo e insacca l'1-0. Un minuto più tardi Melania Gabbiadini fallisce clamorosamente l'opportunità del pareggio, spedendo il pallone a lato con Penzo fuori causa. Al 23esimo le friulane raddoppiano, lancio di Camporese, velo di Brumana per Vicchiarello che parte in linea, entra in area e trafigge Oxtrom sul primo palo. Al 35esimo le gialloblu si riportano in partita, calcio di punizione dalla sinistra di Lagonia che pennella il pallone sul secondo palo dove irrompe Gabbiadini e incorna a rete. Nel recupero della prima frazione brava Oxtrom a deviare in angolo la bomba da fuori di Bonetti. Nella ripresa il Verona cerca il gol del pareggio, ma al 14esimo a 2 passi dalla porta prima Mason, poi Napoli e Gabbiadini non riescono a trovare il pertugio giusto. Un minuto più tardi il colpo di testa di Federica Di Criscio termina di poco a lato. Ci prova anche Michela Ledri, ma la sua staffilata sorvola la traversa. Al 25esimo Nenè Bissoli salva il Tavagnacco spazzando il pallone messo in mezzo da Toselli e sulla ripartenza le friulane colpiscono con Camporese che mette dentro la rete della doppietta personale. Il Verona però non è morto e riapre subito il match con la rete di Capitan Gabbiadini che raccoglie il suggerimento della Di Criscio e spara in porta di prima intenzione. Le gialloblu cercano con generosità di pareggiare una partita che le ha viste sempre ad inseguire, ma il Tavagnacco si chiude bene affidandosi alle ripartenze. Allo scadere Di Criscio mette dentro il pallone del pareggio, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Non basta il force in finale del Verona, le friulane vincono e agguantano la testa della classifica in coabitazione con il Brescia. Sabato le gialloblu saranno nuovamente impegnate tra le mura amiche per affrontare il Como.